Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone Veneziano, fiai! Siamo su MotoGP 17, fece tratti su PC. Ebbene, abbiamo creato il nostro team, siamo nella modalità manageriale, cioè nel senso che abbiamo diciamo, la nostra scuderia. Chiaramente siamo i dominatori sexy, perché lo sapete che i dominatori sexy nasce da Dominatori, Tori è la nostra mascotte, grande Tori Black, e comunque siamo sexy, perché ragazzi, questo è il canale più sexy del pianeta. Vabbè, a parte ste cagate, direi di partire. Come difficoltà intanto ho deciso di mettere, per riprendere un po' la mano, difficile, quindi la penultima, e semi-pro. Poi chiaramente, se torniamo a essere insomma i cumendiani pezzi, si ritorna a pro la fisica e a realistica la difficoltà. Mo raga, ci becchiamo dopo le qualifying session, così prendo un po' di dimestichezza con... Ragazzi, ottima qualifica, difficoltà difficile, semi-pro, 12esimo in griglia, come wild card, non male, non male. Adesso andiamo in gara, vi ricordo che non ci sono flashback, chiaramente, i flash cazzo non ci sono. Come sempre, e ritorniamo, qua a Valencia ho vinto tanti mondiali storici nella mia carriera, con i passati MotoGP. Mi sta piacendo il gioco, so già meglio di Valentino The Game, che no, aspetta, no? Ok. Vai che andiamo ragazzi, vai che andiamo, la nostra moto mi piace un casino la livrea, la sono scelta proprio bene. Con lo sponsor Tissot, io amante degli orologi quindi me li godo, e con la nuova animazione. Vai ragazzi, cerchiamo di fare una buona gara da wild card. Vai Kume, spacca tutti questo debutto, questo faccio 3 giri. Poi vediamo ragazzi, se volete chiaramente 5G, cioè il 25%. Insomma vediamo, magari faccio una gara a video o 2 gare a video, però diventa un po' più lungo, insomma vediamo insomma come va. Vai, intanto andiamo qua. Quanti mondiali ho vinto non me li ricordo neanche. E qua si comincia fioi. Ecco Bastardini fioi, eccolo. Ecco il basta fioi. Giannantonio raga, il Gianna. Adesso un po' trovare i soprannomi nuovi raga. Non sarà semplicissimo, sono già gasato. Di Gianna, abbiamo davanti Di Gianna, ma già ad arrivare 12esimi sarei soddisfatto, insomma. Vai, come devi spingere come un porco lodro. E dai, dobbiamo cominciare a pitturare ragazzi, bisogna pitturare subito. Guevara, il Cefio, il C, 13esimo, grande C. E il Kume spinge, attenzione, attenzione, subito sportellate. Subito sportellate con Di Gianna, fioi. La Giannona nazionale. Attenzione ancora che scambio. Tanto non Rodin, Androlone per me, fioi. Mignolo e Bastardini. Ci sentiamo a casa, ragazzi. Però devo prendere parecchio la mano, Devo prendere parecchio la mano, raga. Io ho bisogno ma il malesiano di merda non c'è più, cazzo, il malesiano di merda, raga. Attenzione, mi supera Guevara, Eloy. Ai ai ai, prendiamo posizioni. Attenzione, c'è anche Rodrigone, ecco Rodrigo Palacio, fioi. Palacio prova a superarci, noi prendiamo l'internazzo puro. E di internazzo andiamo, bravissimo come McChicken e Martin Luther King, anche loro. Li sto buttando un po' a caso certi ragazzi, dopo dobbiamo trovarli insieme. Tanto è lotta con Palacio, signori, è lotta con Palacio. Dov'è Rosy Bindi? Mi sembra forse in Moto 2. Ocio al C. È lotta pura col C, signori. È lotta politica. 14esimi, siamo un po' indietro, raga. Attenzione all'interno, che ha fatto storia per il Kume, l'internazzo puro che però poi diventa un esternazzo del cacchio. Attenzione, Palacio, attenzione, la prima vittima è Palacio. Sì, ma hanno fatto un cazzo però, cazzi tuoi Palacio. Tagliati quel codino di merda. Quella treccia obesa.
Siamo 13esimi, già lotta pure, ragazzi. Già un morto per il Cume, primo morto di carriera. E me lo godo. No, è qua Rosy Bindi, cazzo. Mi sembrava strano. Vai Rosy, la nostra Rosy è qua. Ecco Rosy. Ecco Rosy. E Rosy ci supera. Cazzo, non dietro alla Rosy però. Cornflakes, arriva. Tutti quanti, fi. Final lap, signori, final lap. Siamo molto indietro, ma il Cume comunque sta facendo una gara discreta per essere una wild card. Attenzione contro la Bindi. Sorpasso magico sulla Bindi. Il Cume is magic. No, qua inchiodo, cazzo. L'inchiodata della vita. E il Che e la Bindi ci superano. Questa è lotta politica. Che Guevara e la Bindi contro Veneziano. La sinistra contro la destra, l'alfa contro l'omega. Signori, siamo tornati su MotoGP. Inizio a bomba, fioi. Inizio a bombona. I dominatori sexy vogliono spaccare i culi. Guarda che bella. Il numero 90 come la paura, ragazzi. 90 come la paura. Come non mettiamo le ragazzette del Cume, ragazzi. Perché alle ragazze piace il manubrio del Cume, lo sapete. Questo è un hashtag leggendario. Quindi le mettiamo tutte a 90, raga. I nostri avversari invece devono tremare il Cume. Vai, cazzo, tutte a 90. Andiamo almeno terzi. Cioè, almeno 13, sì, terzi. Almeno 13esimi. Ci stanno asfaltando gli altri, lo sapevo, era chiaro. Devo prendere molto la mano. Però intanto ci siamo. Attenzione, Martin Scorsese con McChicken. Cazzo, all'ultimo ci hanno superato in 50. Vincitore, vince Cabaret. Vittoria per Cabaret, noi male, 16esimi, cazzo. L'ultimo culo l'avevo cappellato. Va bene, con calma, relax. Ok, allora, bene, vince Cabaret. Poi Mir, McFinn, Martin Scorsese. Il Bulegotto, Frenati. Vabbè, dai, ci siamo, insomma, ci siamo, cazzo, però, che merda. Peccato. Ok, non ci saranno i ritiri, chiaramente, i ritiri. No, dai, non incazzarti, però. Beh, vecchio, che spaura, cazzo, la prima gara, sono una wild cazzo, cioè, un po' di rispetto per le wild cazzo. Buono, raga, all'inizio mi piace. Makoto Tamada, ve lo voglio sbloccare, Makoto. Makoto me lo godo, signori. Ok, obiettivo gara 20esimo raggiunto. Bene. Siamo un po' calati. Andiamo un po' su. Ok, vai. Ok, vedi i guadagni. Speso, quanto cazzo ho speso? Vabbè. Continua, cioè figo, ciba gordi a fine mondiale, cazzo. Vai. Attendi. Vediamo. Allora, email. Abbiamo possibilità di cambiare moto, utilizzare in gara oppure semplicemente cambiare lo sponsor, livrea, ok. Quindi qua, allora, no, teniamo questa, per il primo momento teniamo questa. Vediamo se cosa mi dice. Aspetta. Possiamo prendere un pilota? Cazzo ne voglio... Che figata. Allora, vediamo. Davanti un futuro brillante. Sì, ma un lituano, cioè, ma anche no. Nigeriano. Un italiano voglio. Specialista in Moto 3, non possiamo stare grandi risultati. Cazzo voglio un altro pilota. L'altro invece. Miro Brogi. Ok. Pilota prudente. Sembra di essere in grado di... Che figata! Cazzo! Questo è forte però. Mark manda questo titolo americano, quindi sto... Proviamo, dai, proviamo su stronzo.
Speriamo di andare in bancarotta, cazzo. Vabbè. Dobbiamo far bene, fioi. Speriamo di aver fatto una cagata. Che sì, voglio un italo-americano, lo pretendo. Ok, raga, nel prossimo video cominciamo dal Qatar con i dominatori sexy. Fioi sono già gasatissimo a bomba. Ciao!